Presidente Rizzi, qual è lo stato di salute delle cooperative che sono radicate sempre più nel territorio e come combattere anche poi purtroppo la piaga delle false cooperative? La cooperazione di Lega Coop Veneto in questi anni ha tenuto nonostante una crisi fortissima che c'è stata per l'economia del nostro paese e del nostro territorio. I settori che hanno retto di più sono stati quelli dei servizi, il consumo ha resistito e la cooperazione sociale è addirittura aumentata. Naturalmente anche nelle nostre imprese i settori delle costruzioni così come della pesca, dell'abitazione hanno avuto pesanti ricadute, ma complessivamente l'economia delle nostre imprese rispetto alla stessa economia veneta e a quella nazionale ha dato maggiori segni di resistenza e di consolidamento pur nelle difficoltà. Si parla quindi di false cooperative? Le false cooperative ovviamente sono nemiche della buona cooperazione, della cooperazione che Lega Coop vuole per le sue associate. Ho indicato alcuni temi su cui lavorare che sono proprio la lotta contro l'abusivismo lavorativo che alcune false cooperative utilizzano per gestire le loro attività, così come abbiamo parlato di legalità negli appalti e quindi chiediamo anche un contributo da parte delle istituzioni e degli enti che devono controllare, che sono preposti al controllo anche delle nostre imprese, di darci una mano per affrontare questo tema e per evitare che appunto false cooperative inquinino sostanzialmente non solo il mercato ma anche la buona reputazione che vogliamo difendere.